Un anno fa il primo caso era stato registrato il 16 giugno. Nel 2019, complice una fredda e piovosa primavera, la data è quella del 18 luglio. Le analisi lo hanno confermato. È un anziano di 79 anni di Maserà, il primo veneto colpito dalla febbre del Nilo. L'uomo è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova. Adesso sono in corso ulteriori accertamenti e mantenendo la privacy del paziente, diciamo che la situazione è sotto controllo. Si attendono ora nuovi accertamenti clinici per capire se si tratta o meno della forma neuroinvasiva. E nella maggior parte dei casi sono infezioni molto semplici, tipo delle influenze caratterizzate da febbre elevata, magari da un rash cutaneo fugace, piuttosto che da cefalea, da ingrossamento dei linfonodi o piuttosto da una sindrome gastroenteritica, e solo in una piccola percentuale dei casi, addirittura inferiore all'1%, si hanno le forme neuroinvasive, che sono quelle più impegnative, più pericolose anche per la prognosi del paziente. I sintomi in questo caso sono diversi: decadimento neurocognitivo, perdite di forza agli arti inferiori, alterazioni della vista. A essere a rischio soprattutto pazienti anziani. Le persone più colpite quali sono? Sono le persone più anziane, le persone che hanno altre patologie o che sono immunodepresse, immunodepressione legata a farmaci, o perché magari una persona è stata trapiantata, o perché ha immunodeficienze acquisite legate a virus o quant'altro. 257 casi in Veneto nel 2018, 95 nella provincia di Padova, la più colpita della regione. E intanto, in via precauzionale, il Centro Nazionale Sangue invita tutti i donatori della provincia di Padova o che abbiano soggiornato almeno una notte nell'area interessata a sottoporsi al test NAT sul sangue prima di una donazione.